Io penso che più o meno, se avete bisogno di sapere la mia storia, andate sul canale di YouTube, ehm, Nuova Pedagogia, e trovate diversi video sulla mia storia, quindi non è neanche così interessante. Forse l'unica cosa interessante è che fino ai 40 anni ho lavorato nel mondo dello spettacolo, perché sono una regista, e mentre lavoravo al telegiornale, al TG5 come regista, ho avuto la mia unica bambina, avevo 40 anni, e mai, 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 mai avrei pensato che questa esperienza potesse trasformarmi in una maniera così radicale. Cioè io non ho mai avuto a che fare con bambini. C'è un rumore di fondo perché c'è Federica. Aspetta che chiudo. Federica, ti chiudo l'audio. Te lo chiudo io. Sì, Ecco qua, a posto. Grazie per averlo notato. E niente, praticamente ho quando è nata la mia bambina, ripeto, se voi m'aveste detto: "No, guarda che un giorno smetterai di fare tutto quello che hai fatto finora, non avrai più una compagnia di teatro, non ti occuperai più di televisione, non farai più questo", no, io avrei detto: "Ma voi siete matti, no, non succederà mai". E invece quando è nata mia figlia ho scoperto un mondo che mi ha completamente rapito. Vabbè, c'è anche da dire che studiando l'astrologia, io sono un ascendente cancro, l'ascendente si accende a 40 anni, e quindi a 40 anni il cancro e la madre, si è acceso il mio desiderio di diventare madre. Tutto perfetto come diciamo doveva essere. E questa cosa, questa esperienza mi ha dato una tale gioia, una gioia di vivere che io non avevo mai vissuto prima. Cioè io prima non mi alzavo così volentieri come dopo essere diventata mamma. Io ero felice, ecco, posso dire che sono stata felice la prima volta quando ho avuto mia figlia. E ho pensato che sarebbe stato una bella cosa se io potevo dare in cambio della felicità che quest'essere mi stava donando, farla diventare una persona felice. Ma per diventare una persona felice, cioè per far essere un figlio felice, bisogna che la madre sia felice. Cioè questo ho capito fondamentalmente. E allora ho fatto un lavoro su me stessa piuttosto profondo, perché poi nel frattempo il padre di mia figlia ci ha lasciati, ma non perché è morto, perché si è andato a vivere da un'altra parte. Quindi io sono rimasta da sola con la mia bambina un anno, senza lavoro, perché avevo lasciato la televisione per stare con lei. E ho deciso di fare un percorso per rimettermi in sesto, perché ovviamente senza casa, senza lavoro, senza compagno, cioè ero proprio con la mia famiglia che ce l'aveva a morte con me perché avevo lasciato il lavoro, sai, tutte queste cose. Ho fatto questo percorso lavorando con la psicosintesi educativa, che ho conosciuto tramite amici che mi hanno parlato di questa cosa, e io sono praticamente rinata dalle mie ceneri. Ed è stata una cosa talmente forte, cioè mi ha strutturato, mi ha fatto diventare come se avessi avuto una morte sciamanica, come se io fossi rinata dalle mie ceneri. Sono diventata talmente forte, cioè l'esperienza mi ha reso quello che io dico sempre, immortale, che ho detto, ma questa cosa è talmente utile che io la voglio fare, cioè io voglio aiutare gli altri a diventare immortali come me. E così, all'età di 44 anni, mi sono iscritta a psicologia dello sviluppo, mi sono presa la laurea in psicologia dello sviluppo mentre lavoravo in un bed and breakfast 7 giorni alla settimana, 12 mesi l'anno, per mantenere me e la mia bambina e studiare. E quando mi sono laureata, mi sono aperta un centro yoga. Ho cominciato a lavorare con i campi estivi con i bambini, a fare yoga con i bambini, e per cui capisco l'esperienza di Pamela quanto è importante. E grazie al fatto che man mano mia figlia cresceva, entravo sempre di più in contatto direttamente con le famiglie e con i bambini, capendo che la cosa più importante non era occuparsi dei bambini, ma degli adulti, perché i bambini non hanno bisogno di niente.
I bambini sono già perfetti così come sono. Il problema dei bambini sono gli adulti. Sono gli adulti che li rendono malati e infelici, perché riversano su di loro tutte le loro, come dire, mancanze. Involontariamente, per carità, nessuna madre, nessun padre vuole il male del proprio figlio. Però, come fa a capire qual è il bene? Ok? E allora, dopo essermi ristrutturata, dopo aver preso il centro, dopo aver aperto il centro yoga, e quando mia figlia ha cominciato ad andare a scuola, quindi a 5-6 anni, perché ovviamente andava alla scuola pubblica, io ero una ragazza madre, quindi dovevo lavorare, non potevo tenermela a casa. Lei mi portava a casa un disagio, mi diceva, frase proprio che ormai era nella storia questa frase: mamma, ma perché devo andare a scuola? Ma anche oggi devo andare a scuola? Eh sì, Anna, anche oggi. Ma perché, mamma? Perché a scuola si imparano tante cose. Mamma, ma io imparo più a casa. Frase di una bambina di 5 anni. Allora io ho cominciato ad andare dalle maestre a dire: ma come mai mia figlia non vuole venire a scuola? Ma si trova male, ma litiga con i bambini, ma no, Anna Libera, è una bambina solare, gioca sempre con tutti, va benissimo a scuola. Io non riuscivo a capire, non riuscivo a capire. Cioè mia figlia mi è servita proprio, mi ha insegnato, tramite la sua esperienza ho capito che la scuola aveva un problema principale, e cioè quello che non aiuta i bambini a essere se stessi, ma vogliono omologarli a un modello imposto dall'esterno. Ok? Allora mi sono messa a studiare, perché io poi ho questa cosa, io adoro studiare, quindi mi sono messa a studiare. Mi sono fatta un corso Montessori, 0-3 anni, ho fatto la scuola a Roma, non l'Opera, ma un'altra scuola, perché poi ho cominciato a capire che anche all'interno del mondo della nuova pedagogia ci sono tanti problemi. Per esempio, l'Opera Montessori è molto cristallizzata, hanno talmente tanta paura, sei d'accordo Agnese? Hanno talmente tanta paura di andare fuori da quello che ha fatto la Montessori, che poi, essendosi cristallizzati, propongono cose che andavano bene per bambini di 100 anni fa. No? Cioè la Montessori adesso si sta girando nella tomba. Perché? Perché la Montessori dice che il metodo va adattato al bambino, non il bambino al metodo. Ok? E la stessa cosa vale per Steiner. Gli steineriani sono molto rigidi, però io sono certa che Steiner non era così rigido quando ha inventato, fra virgolette, la sua pedagogia. Quindi, diciamo, il problema di quando muore qualcuno che inventa un metodo, che cosa succede? Quelli che restano hanno paura di andare fuori dal seminato, quindi non sono più capaci non hanno più elasticità, e quindi si irrigidiscono, e quindi il loro metodo diventa obsoleto rispetto alla grandezza di quel bambino. Perché quello che dobbiamo capire è che noi abbiamo a che fare solo con capolavori. Tutti i bambini che noi incontriamo, tutti i ragazzi che noi incontriamo sono assoluti capolavori e vengono guastati dall'educazione. Purtroppo questa è un'amarissima verità. La scuola tradizionale sta crollando perché è entrata da diversi anni nelle mani delle multinazionali che dettano l'agenda della scuola. L'associazione che decide cosa si fa nella scuola pubblica si chiama 3L ed ha come presidente John Elkann, e quindi non farà mai l'interesse dei bambini o delle famiglie, ma cercano di promuovere una politica scolastica che permetta di immettere nel mercato soldatini perfettamente ubbidienti. Ecco, questo è, diciamo, in sintesi. Ehm, Quando appunto con l'esperienza di mia figlia ho studiato, ho fatto la scuola Montessori, ho letto tutti i libri di Steiner, sono andata a visitare le scuole di libertarie, cioè ho cominciato, cioè mi si è aperto un mondo, perché dicevo, ma ci sarà qualcosa di diverso rispetto all'educazione tradizionale, no? Cioè facendomi questa domanda mi si è aperto un mondo, ho studiato tipo 5-6 anni
E poi ho incontrato un editore che mi ha detto: ma tu hai un bagaglio straordinario, questo bagaglio, cioè tu non esiste adesso un libro dove dentro ci sono tutti i metodi attivi in Italia. Fammi un libro, scrivimi qualcosa sulla tua esperienza, perché sai quanti genitori e quanti educatori avrebbero voglia di avere un unico libro con tutta l'esperienza. Infatti ho scritto questo report, Pedagogia, un'arte in divenire, che è uscito nel 2014 e io pensavo che fosse finito il mio lavoro, cioè il mio lavoro era fare un report per far sapere alle famiglie che cosa c'era di diverso rispetto alla scuola tradizionale in Italia. Non l'avessi mai fatto. Il libro è uscito nel luglio del 2014, da 15 giorni dopo l'uscita è stato distribuito in tutta Italia, ho cominciato a ricevere centinaia di telefonate da genitori ed educatori di tutta Italia che mi chiedevano nella loro zona dove potevano trovare scuole di nuova pedagogia. Ma io non è che avessi un elenco telefonico, cioè non è che tutte le scuole, io conoscessi tutte le realtà, io ne avevo intervistate una trentina, cercando di parlare di tutti i metodi, da nord a sud, eccetera, eccetera. Però le persone erano talmente disperate, mi dicevano, che ne so, una mamma mi diceva: signora, la prego, se viene a sapere di una scuola a Cuneo, perché mi dicono che mio figlio è malato, ma mio figlio non è malato. Io lo so perché quando sta a scuola, a casa sta bene, sta male solo quando va a scuola. Capite? Queste sono mamme consapevoli, mamme che non danno la colpa del malessere al bambino, ma alla scuola. Ok? E quindi dicevo: signora, allora faccia così, mi mandi una mail, io mi farò una cartellina con tutte le varie regioni, quando troverò qualche realtà nella sua regione glielo farò sapere. Però voi capite che questo per me era diventato un lavoro. Io ricevevo qualcosa come 100 telefonate, cioè io stavo sempre a telefono. E allora ho capito, ho cominciato a meditare, perché chiaramente essendo un insegnante di yoga facevo le mie pratiche meditative e meditando ho detto, ho mandato nell'universo dicendo: fammi trovare qualcuno che mi dà una mano, io come faccio ad aiutare tutte queste persone?" E infatti a settembre sono stata contattata da Terranuova, che mi ha fatto i complimenti, mi ha detto: signora, abbiamo letto il suo libro, è fantastico, in un solo libro le ha fatto un quadro della scuola italiana che cambia, perché non collabora con noi? E ho detto: guardi, l'unica cosa che dobbiamo fare è fare una mappa di tutte le scuole, perché vengo continuamente bersagliata, vogliono sapere da me dove trovarle. E allora sul giornale di Terranuova è stato fatto una specie di censimento. Abbiamo chiesto, abbiamo fatto una scheda: fateci sapere dove avete le scuole. E infatti, se voi adesso andate su Terranuova, sul sito di Terranuova, trovate la mappa della scuola che cambia. Ed è una mappa che adesso mi pare alla quarta edizione, perché ovviamente le scuole di nuova pedagogia si aprono e si chiudono con molta facilità, e, dove le persone cliccando sulla regione trovano, diciamo, dei contatti vicini. Questa è una cosa molto importante. Anche se noi abbiamo scritto sotto la mappa, chiaramente noi non siamo responsabili di queste scuole, cioè queste scuole si sono auto presentate, però andate a vedere come sono e dateci un feedback, perché ripeto, oggi aprire una scuola Montessori steineriana o qui per quo è facilissimo, noi non sappiamo queste realtà come sono. È stato creato un evento che si chiama Tutta un'altra scuola, che abbiamo fatto dal 2015 al 2018, sì, perché poi c'è stato appunto questo evento, non so come chiamarlo, io lo chiamo il teatrino. È iniziato questo teatrino e allora non abbiamo più potuto organizzare l'evento, che però ehm, faceva arrivare in una città dove noi organizzavamo questo convegno centinaia e centinaia di persone, migliaia di persone che volevano conoscere la nuova pedagogia. Parlando con queste persone, le domande erano sempre le stesse. Mi dicevano: signora, dottoressa, come si fa ad applicare immediatamente la nuova pedagogia nella nostra vita, con i nostri figli oppure a scuola? E allora con il mio staff, appunto l'associazione Le Nuvole, che quest'anno si sta trasformando da associazione in fondazione,
proprio per uscire dalla legislazione italiana. Abbiamo creato questo percorso che abbiamo chiamato Scuola Agire. Perché Scuola Agire? Perché bisogna agire, bisogna smettere di lamentarsi, bisogna smettere di aspettare che qualcuno ci cambi la strada, che ci dia quello che noi desideriamo. Noi dobbiamo agire, ma per agire, che non è reagire, è agire, cioè dobbiamo farlo in maniera consapevole, noi dobbiamo essere capaci di discernere e per fare questo ci dobbiamo decondizionare. Quindi noi facciamo appunto questo percorso in 2 moduli, base e avanzato, sono 16 incontri ogni modulo, in cui facciamo proprio un percorso sia a livello pedagogico, diciamo diamo tutti gli strumenti della nuova pedagogia, ma soprattutto un percorso di decondizionamento, in modo che riusciamo a togliere quei microchip mentali che ci hanno infilato inconsapevolmente dal momento in cui nasciamo. Questo è un po' il destino della nuova era, questo lo dice benissimo Ivan Illich, che è uno dei nostri pedagogisti di riferimento. Purtroppo la nuova era verrà costruita da persone che si sono formate nella vecchia era. E allora qual è il compito di queste persone? È decondizionarsi, altrimenti la nuova era non partirà mai perché non avrà operatori adatti a costruirla. Che altro dirvi? Dopo l'esperienza di Scuola Agire, dato che in pochi anni siamo diventati tanti operatori, abbiamo deciso di comprare un terreno per avere una sede fisica e abbiamo comprato in Sardegna un pezzo di terra. Federica l'ha visitato, a Campo Tagore l'abbiamo chiamato come il pedagogista, il nostro pedagogista di riferimento orientale, perché il campo si trova sulla strada orientale sarda. E nel 2020 abbiamo fondato la Libera Università. Questo perché? Perché tante persone che hanno finito Scuola Agire volevano fare degli approfondimenti di temi che noi trattiamo all'interno del percorso base e avanzato, per cui abbiamo reclutato gli insegnanti più divergenti che abbiamo trovato e abbiamo creato la Libera Università, che devo dire sta andando benissimo, siamo veramente molto felici perché i corsi sono sempre strapieni e i temi che proponiamo vengono sentiti come, poi vabbè è aperta a tutti, non chiediamo titoli, non diamo titoli. Cioè, il nostro titolo è l'espansione di coscienza che hai dopo che hai frequentato il corso. E quindi questa, diciamo, la nuova pedagogia da quello che sta succedendo adesso si sta espandendo tantissimo. Io in questo momento sono a Madrid e mi sto collegando da Madrid dove si sta aprendo una sede spagnola di Scuola Agire e ne apriremo altre in altri paesi del mondo. Quindi settimana prossima vado in Africa, vado a Dakar dove c'è un'altra possibilità, mi hanno chiamato per un'altra scuola da fare lì e poi c'è l'Inghilterra e poi c'è la Romania e poi insomma ci sono tanti paesi che hanno fame di nuova pedagogia. Per cui c'è una nostra operatrice in Cecoslovacchia, quindi insomma si sta veramente, io non ho idea, io quando ho scritto il mio libro di pedagogia l'ho scritto proprio nelle conclusioni, io non vedrò i frutti di quello che stiamo seminando, come l'uomo che piantava gli alberi e non ha visto le foreste che aveva piantato, così io non vedrò tutti i frutti del lavoro che sto facendo, però io so di avere questo compito, io sono una seminatrice e quindi perché come bambina indaco ho preparato il terreno e quindi tutti questi semi della nuova pedagogia stanno attecchendo tantissimo e stanno cambiando la vita delle persone. Le persone, grazie Giulia, le persone non hanno, quando fanno questi percorsi non hanno paura, smettono di avere paura. Noi lavoriamo sulla morte, per esempio, chi ha letto il nostro libro di fiabe ha trovato la fiaba sulla morte, noi presentiamo ai bambini la morte come una cosa di cui non avere paura. E quindi, come vi devo dire,
i frutti sono molto più belli di quelli che io pensavo, perché vedo proprio le persone che lavorano in rete, che ovviamente, dato che chi fa nuova pedagogia vibra a una frequenza diversa, ha piacere di lavorare con le persone che vibrano su quella frequenza e quindi sono anche più facilitati a fare i progetti perché si capiscono immediatamente, capite? Questo è uno dei motivi per i quali non prendiamo persone a lavorare nelle nostre scuole che non si sono formati con noi, perché si devono prima decondizionare, ok? Però la nostra rete sta diventando veramente grande e non abbiamo idea di dove andremo a finire perché veramente sta diventando un lavoro veramente... Io non, è una strada di cui non vedo, non so dov'è la fine perché è sempre, c'è sempre da fare, c'è sempre da fare. Io sono pronta per le vostre domande. Ho chiacchierato già abbastanza. Se avete domande, sono qui. Io posso chiedere, Prego. ehm, in Italia, come sono le realtà esistenti di scuola Agire? Guarda, ecco, grazie Giulia, perché mi fai dire una cosa molto importante. Allora, Scuola Agire tratta una fascia da 0 a 18 anni. Cioè noi abbiamo progetti, nidi, scuole diciamo elementari, medie, licei. Abbiamo fatto l'università anche per questo. Cioè noi crediamo che la nuova pedagogia sia qualcosa che vada dalla gravidanza, e abbiamo fatto il corso di gravidanza consapevole, fino all'età adulta. Per cui abbiamo progetti di tutti i tipi, Giulia. Dipende sempre da di quale fascia ti vuoi occupare. Poi incontrando sul tuo territorio, all'interno dei gruppi, persone che si formano con te, è molto facile creare dei progetti insieme. Ok? Grazie. Altre domande? E chiedo scusa, io vorrei capire un pochino magari più nello specifico. Parlavi Dimmi. di una possibilità di fare 2 moduli da 16 incontri. Sì. Come genitore, che tipo di percorso potrei fare in questi primi moduli? Niente, fare lo stesso percorso che fanno tutti, come tutti i genitori che frequentano scuola Agire, perché non saresti mica l'unico. E niente, ci si vede il mercoledì sera dalle 20 alle 23 per 16 incontri. Ti viene dato un calendario con tutti i vari insegnamenti e tu ascolti e basta, si può dire, perché il venire a contatto con certe tematiche oppure avere voglia di leggere un certo libro o vedere un certo film, lavorare con la psicosintesi educativa, comunque produrrà in te un tale cambiamento che poi ovviamente il feedback ce lo danno sempre gli altri che ci dicono ma che ti è successo? Ma come mai stai così? No, ma tu sei diverso, eh. Ma come mai sei così sicuro nelle tue scelte, nelle tue cose? Cioè, i cambiamenti avvengono nel percorso che fai con gli altri, capito? Questo è tutto. Così sono fatti gli incontri. E chiedo scusa, un'altra domanda. Avevi accennato anche prima psicosintesi educativa, infatti Sì. avevo messo un punto di domanda per chiederti... Allora, se vai sul nostro canale YouTube, Nuova Pedagogia, trovi proprio un'intervista che mi è stata fatta sulla psicosintesi educativa. Magari questa qui ti può aiutare molto. La psicosintesi è una branca della psicologia che io mi sono formata a Firenze, ehm, che è stata inventata dal psichiatra Roberto Assaggioli. Roberto Assaggioli è il primo e penso finora unico scienziato che parli dell'anima. Lui parla di creare un rapporto fra la personalità e il sé transpersonale, cioè l'anima. E questo è stato anche il motivo per il quale è stato messo in prigione durante il fascismo, perché è stato accusato di pacifismo internazionalista. Quindi è stata una persona, uno scienziato assolutamente divergente. E io l'ho conosciuto, ripeto, perché ho fatto io stesso, io mi sono formata in psicosintesi a Firenze, dove c'è la sede centrale,
E questo metodo è stato talmente importante per la mia vita che adesso io stessa lo applico con le persone che lavorano con me. E poi naturalmente cosa succede? Che una volta che tu capisci come funziona questo strumento, a tua volta lo applichi perché chiaramente ti cambia la vita. Cioè la differenza fra subire tutto quello che ti succede e avere in mano le redini della situazione. Ok? Grazie. Altre domande? Io ho solo una cosa pratica. Sì? Ho pensato solo stasera a una persona, un'altra musicista che insegna in scuole steineriane. È Sì? ancora possibile aggiungersi a questo Certo, corso? allora il corso parte mercoledì 26 gennaio, quindi c'è tutto il tempo per iscriversi, basta mandare una mail a nuovapedagogia@gmail.com. Tra l'altro la tavola rotonda di stasera, escluse le vostre testimonianze, verrà messa online, per cui chi vuole avere una piccola infarinatura con la mia presentazione la vedrà anche domani, dopodomani io la metterò. Io faccio Oh, sempre partire il video dal quando parlo io, voi quindi non ci sarete né in video né le vostre testimonianze, però ci saranno alla fine le domande, ma tanto non vi si vedrà perché ci sono solo io in video. ah, benissimo. Allora ho qualche idea di invitare Va due bene, altre persone. non c'è problema. Grazie. Benissimo. Quando uscirà il video che il nostro gentile Riccardo sta registrando, solo col mio viso, lo metteremo nel nostro canale YouTube, per cui metterò il link nel gruppo che ho creato per la tavola rotonda e voi lo potete girare alle persone alle quali volete parlare della nuova pedagogia. Adesso io questa la mando subito, condivido subito. Va Grazie. bene, grazie a te. Io Altre- volevo chiedere sì, una cosa, Adele, cioè è dimmi. una cosa pratica e anche non so se fuori luogo, però io ho saputo con grande raccapriccio che anche in scuole steineriane Sì. stanno entrando voci diverse, cioè Guarda, ti dico, obblighi che stanno chiedendo anche lì. sì, allora la scuola steineriana in Germania chiede il vaccino. Mm. Ma anche a Milano, anche Ecco, in allora è il Italia. motivo per il quale io vi dico, non c'entra niente mettere fuori scritto steineriano, Esatto. Mm. perché purtroppo dipende dagli esseri umani. Cioè, se in quella scuola è diretta da una persona che è vittima del sistema, non c'è niente che può essere steineriano, montessoriano, libertario, cioè se è vittima del sistema è vittima del sistema. Non c'entra Io lo niente. confermo, anche qui in Sardegna, a E casa. lo so Federica, lo so. Cioè l'idea della scuola nel bosco penso che sia una delle più realizzabili a livello, no? I ribelli, come prendono appunto la via del bosco, perché altrimenti è una cosa veramente agghiacciante, Sì, perché si bisogna fare scambia. progetti che vanno verso una comunità educante Mm. e dobbiamo tenere in questo periodo, è un po' come dire, come quando in guerra non mandi i bambini a scuola perché possono buttare le bombe, no? In questo periodo i bambini non vanno messi a scuola, vanno messi in ambienti dove sono protetti il più possibile. Quindi se voi ritenete che c'è un pericolo, per esempio, mando mio figlio alla scuola steineriana, ma mi chiedono di vaccinarlo, e allora non è la scuola giusta per me, anche se è steineriana. È capitato a me? Immaginavo. Io sto cercando questo canale, ho messo nuova pedagogia, ho trovato tanti video con te, ma non so esattamente quale. Devi aspettare perché lo stiamo ancora registrando, Giulia, non lo Ah, non metterò c'è un canale unico. Ah, ok. No, no, il canale c'è, però questa nostra No, tavola cercavo solo rotonda. il canale stesso. Il canale Nuova Pedagogia, l'hai trovato, è quello. Ho messo nuova pedagogia, ma mi escono video con te, pedagogia, Eh, un'arte in divenire. quello è, sì. Eh, Però scusami Giulia, ti metto il link del canale Perfetto, sopra Signal, così è più facile, va bene? benissimo, grazie mille. Prego, prego.
Allora, io sono le 10:30, se non avete altre domande direi di salutarci e vorrei fare con voi un piccolo gioco che faccio sempre alla fine di tutti gli incontri. È un Aspetta, gioco... Adele, Ah, scusami, una cosa sola che poi dimmi, dopo dici, no, stavo cercando anch'io adesso in rete, cercavo una mappa della Sardegna, io sono a Olbia, volevo capire dove lo e devi non l'ho trovare sul trovato. sito di Terra Nuova Edizioni. Ah, ok, grazie. Ok. Prego. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio e se avete domande potete sempre farle lì su Signal, se invece volete domande su come iscrivervi mandate una mail a nuovapedagogia@gmail.com e dove troverete la nostra assistente che vi dà tutte le info. E poi niente, creeremo il calendario, vi faremo avere tutti i dettagli degli incontri e niente, noi siamo qua. Siamo qua con questa rivoluzione che è in atto. Buonanotte Grazie Monica, Adele, grazie, buonanotte. grazie. Grazie a tutti. Grazie, buonanotte. Ciao. Grazie, Grazie, buonanotte. buonanotte. Ciao.